Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Allora ragazzi, vediamo un pochettino cosa possiamo combinare oggi. Oggi grandi novità, ci sono grandi opere pronte. Allora, innanzitutto adesso vi faccio vedere il video dei fuochi d'artificio della nostra grande opera che è stata costruita. Eccolo qua. Tagliamo il nastro, è la prima volta che la vedo costruita. Perfetto, archeologia, fuochi d'artificio e grande opera. Wow, terminata. Mamma mia. Eccola qua, come potete vedere finalmente pronta. L'abbiamo realizzata in maniera diciamo perfetta. Guardate che forte. Perfetto, allora, potete vedere che la nostra grande opera si ritrova appunto da questa parte. Guardate che figa, eccola qua, ha bisogno di energia, acqua per funzionare. E la densità ovviamente aumenta col passare del tempo. Eccola qua, guardate in tutto il suo splendore. Qualcuno però mi sa che l'ha completata prima di noi, perché ho visto sul canale qualcuno che mi ha detto abbiamo costruito la grande opera, vai a vedere. Allora, io già ho guardato, nella nostra regione l'abbiamo completata. Da queste parti, Shutter Island, non c'è qui la grande opera, l'ho guardata appunto poco tempo fa. Qui non l'ho vista neanche, sono andato a vedere Berlin, questa città. E l'unico posto che anche dai messaggi sembra che l'abbiano completata è questo, Tunak Oil, perché di Tonno Pro 46. Perché guarda, a tutta forza Tonno Pro scrive, 13 ore fa, migliora l'accademia, quartier generale, grande stazione fotovoltaica proposta dal sindaco. Quindi andando poi più avanti dovrebbe apparire lavori iniziati per la costruzione dell'archeologia. Questi siamo stati noi. Però potete vedere che io oltre 15 ore fa non riesco a vedere. Però adesso io voglio far vedere. Per esempio andiamo a Tunak Oil e vediamo che cosa c'è. Forse è anche un problema dei server che non riescono ad aggiornarsi in maniera rapida. Per questo non riusciamo a vedere, diciamo, le grandi opere in tempo reale, perché invece di andare a cercare in ogni città dovrebbero essere già presentate da fuori. Ecco, per esempio se andiamo a Tunak Oil abbiamo letto che hanno inaugurato, diciamo, il progetto per la stazione fotovoltaica, ma io non vedo niente qui. Potete vedere che non c'è nulla. Ecco qua, è l'unico posto per la grande opera. Potete vedere che non si vede nulla. Quindi secondo me questa sottoregione non l'ha completata. Voglio fare una verifica insieme a voi. Noi l'abbiamo costruita lì, però credo che siamo stati secondi, perché non... Vediamo un po'. Però a quanto dice il server siamo stati primi. Però non saprei. Qualcuno mi ha scritto sul canale che l'avevano ultimata. Andiamo ora per esempio qui a Perfuel, che è molto vicina alla grande opera, si dovrebbe vedere bene. Ecco, andiamo e vediamo se c'è la grande opera. Mi sa però di no, perché io già sono arrivato in questa zona. Ah no, eccola qua, è apparsa. Perfetto ragazzi. Allora, è apparsa la grande opera. Avevo guardato la cittadina un paio di minuti fa, forse si è aggiornata adesso. Quindi grande opera costruita. Ecco qua, mi sembra che mi ha scritto MK Jairo, questo ragazzo mi avrà scritto. Hanno costruito loro l'archeologia, l'hanno costruita prima di noi, perché sì me l'avevano detto che l'avevano costruita. Noi l'abbiamo ultimata solo 2 ore fa. Quindi i vincitori ragazzi di questa mappa sono principalmente i ragazzi di questa sottoregione. Adesso li analizzeremo, però prima ancora voglio andare a vedere anche l'altra regione che c'è più a destra, che è quella di Berlin. Vediamo un po' adesso di andare a vedere. Sì, sono stati loro i primi comunque a costruirla, me l'avevano detto. Io l'ho finita 2 ore fa, però purtroppo non si vedono ragazzi da fuori le grandi opere. Ecco, andiamo adesso qui in questa città di Gorko City e vediamo se c'è la grande opera anche da loro, ma mi sa di no. Quindi abbiamo 2 archeologie, una stazione fotovoltaica in costruzione. E da questa parte non lo so perché, ecco, vediamo cosa c'è. Ecco, potete vedere che la torre di Tokyo c'è qui. Non c'è ancora niente nella zona della grande opera. Il server non credo che si debba aggiornare, però potete vedere che siamo arrivati secondi questa volta. Ragazzi, diciamo, la classifica è questa. Adesso vedremo un po' chi sono i vincitori della nostra mappa. Io continuerò ragazzi questa mappa finché non riesco a portare a termine anche la grande opera, riesco a completarla per bene, perché ancora non è in funzione. Potete vedere. Allora, i vincitori della nostra mappa sono questi 4 ragazzi. Allora, Perfuel di Mikif Jairio, abbiamo visto la sua città. City of Dreams di Redmaster Wolfita.
Shutter Island di X Prism X, mi sembra che è anche un film di Leonardo DiCaprio, Shutter Island, e Red Fox Hills di Andre Timpa. Potete vedere le loro città, le analizzeremo quando termineremo, diciamo, la mappa una per una e vedremo un po' quello che avranno combinato nello specifico. Come classifica vediamo un po'. A livello di popolazione, Greenworld, queste sono le regioni degli amici, le mie regioni ovviamente. Ok, poi faremo... Vabbè, questo non è una classifica, volevo vedere più che altro classifica delle città. Però nella nostra città che cosa ho fatto? Ho creato un'ottima ferrovia, ho unito i binari, prima non funzionava, adesso il treno passa, come potete vedere. Ho portato la caserma dei pompieri sopra la galleria e adesso attraverso il ponticello possiamo esportare tutto molto più rapidamente. Abbiamo un fatturato di quasi $600.000 ogni mese e tutti un po' si sono lamentati della grande torre messa qui. Hanno detto, ma perché non l'hai posizionata nella zona residenziale? Non l'ho posizionata nella zona residenziale. Tutti mi hanno detto, hai sprecato anche la grande possibilità di migliorare il valore del terreno. Ho capito, però non, come vi ho fatto vedere, ho impiegato 10 minuti per cercare di metterla. Non c'era altro posto, perché l'avrei potuta mettere in questa zona o in questa, avrei sacrificato non so quanti appartamenti per metterla. Quindi lo so che è orrenda in questa zona, però era l'unico posto per non sacrificare, diciamo, popolazione. Già è poca, se vado a distruggere anche a perdere 5-6 mila abitanti è un problema, perché certo. Quindi quella lasciamo perdere diciamo, l'estetica, però era l'unico posto secondo me dove metterla. Ovviamente tutti mi hanno detto fa schifo messa qui, però non c'era altro posto, la mettevo qui, perdevo 6.000 abitanti, 5.000 abitanti, forse più. Quindi secondo me va bene qui. La prossima volta invece di mettere queste case lascio un posto libero per la megatorre. Comunque a livello di acque reflue siamo a 33,3 in su, perfetto. Allora ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Cosa succede qua? Il deposito è pieno, i metalli... il problema è il traffico. Molti di voi mi hanno detto devi riuscire a diminuire il traffico. Allora, c'è anche qualche problema di energia perché il carbone sta finendo, ma non tanto per un problema di carbone, proprio perché non riesce ad arrivare. I furgoncini potete vedere che sono carichi di carbone, ma non riescono ad arrivare. Il problema è il traffico, non c'è dubbio, quindi attenzione. L'unica cosa che possiamo fare è collocare una stazione degli autobus, perché le nostre arterie stradali sono tutte piene. Potete vedere, la maggior parte dei pendolari passano dalla zona residenziale alla zona industriale tramite queste due vie principali che purtroppo si intersecano. Qua la zona è tutta è fatta un po' maluccio, cioè diciamo ci sono troppe arterie che si intersecano, strade un po' piccole. Però, ecco appunto, queste strade magari dovevano essere più grandi, invece queste strade piccole, diciamo, creano un po' di problemi. Però possiamo aggiungere qualche stazione degli autobus, per esempio, possiamo collocarla qui. Visto che ci sono un bel po' di pendolari che aspettano, è meglio aggiungere il numero massimo dei pulmini disponibili. Certo. Ok, 7, perché l'altro non possiamo posizionarlo. Allora, vediamo di mettere delle fermate in maniera precisa. Perfetto, in questa zona. Speriamo che molti rinuncino alla macchina per scegliere l'autobus. Un po' alla centrale, alla fonderia, queste miniere. Qui, aeroporto, una fermata principale. Alla zona di depurazione, alla miniera di carbone, alle altre due miniere. Mettiamone una anche qui alla grande torre. E adesso nella nostra zona residenziale, da dove partono i cittadini, perché la grande torre ha sì e no penso 10.000-20.000 abitanti. Tutti gli altri vengono dalla zona residenziale. Allora, una vicino all'ospedale, un'altra qui. Perfetto, continuiamo a metterle. Speriamo ragazzi di dare una mano in questo modo. Secondo me però all'inizio si dovrebbe partire con più soldi. Invece di 50.000 magari con $150.000. Così uno evita il problema delle strade, perché le strade davvero sono un problema. Se uno inizia con le strade a medio-basso reddito, poi col passare del tempo rimangono e non riesce uno più a toglierle, perché dovrebbe distruggere tutto quello che ha costruito. Ecco qua. Disseminiamo ancora qualche altra fermata. Mi sa che ci siamo. Ne manca una qui.
un'altra qui. Perfetto, perfetto. Ottimo. Dovremmo esserci. Attesa media. Ecco, gli autobus iniziano, ragazzi, a funzionare. Vediamo se un po' di persone riescono a rinunciare alla barca. Alla macchina. Le navette degli autobus unificati si fermano qui. Bassa e medi, i pendolari possono parcheggiare la loro auto per prendere gli autobus. Ecco, questi potrebbero essere degli ottimi punti di raduno. Ecco, per esempio, mettiamone uno qua. Questa la possiamo togliere. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Credo, ragazzi, che adesso vada meglio. Vediamo un po', il deposito è pieno, lo so. Speriamo, ragazzi, che tutto venga velocizzato. L'attesa media è 24 minuti. Potete vedere che ci sono molti autobus che attraversano la nostra città. Però potremmo collocare anche i nostri binari, ecco qua, alimentati da ControlNet. Potrebbe essere un'ottima mossa. Vediamo un po' come va con qui, sempre depositi pieni. Perfetto. Ok, ci siamo, stiamo fornendo tutto il necessario. Stavo pensando i metalli adesso possiamo venderli, però. Ecco qua, esporta. Prima avevamo un pochettino di crisi a livello finanziario, ma adesso con l'esportazione anche dei metalli saremo a posto. Ok, vediamo un po'. Abbiamo messo i nostri nuovi autobus, 21 autobus. Ok. Come va qua con le acque reflue? Siamo a posto. Energia pure, acqua pure. Con la spazzatura come stiamo andando? Ah, proprio stiamo andando benissimo. Credo che è arrivato il momento di bruciarne un po'. Non abbiamo ancora ControlNet, quindi per il momento metto un inceneritore vecchio stampo per bruciarne un po'. E dopo andrò a mettere il vecchio ControlNet. Allora, volevo solo che questa situazione finisse. Vediamo adesso con una nuova giornata come vanno. Il deposito è pieno a livello di aerei, a livello di autobus 21 minuti. Ecco, i passeggeri che ci sono stanno aumentando praticamente. Allora, i lavoratori sono tutti in questa zona. La maggior parte sono lavoratori. Ecco, che prendono tutti. Ecco qua, potete vedere. Vediamo un po'. Ecco, appunto, gli autobus entrano in funzione. Guardate un po', si fermano e vanno a raccogliere i lavoratori. Sì, dovremmo esserci, credo, sì. Sì, qua c'è una grande quantità di lavoratori. Soprattutto anche qui. La grande torre maggiormente sono a casa. L'aeroporto un po' meno. Ecco. Magari una vicino al municipio. 3000 passeggeri al giorno. Meno macchine. Aiuterà sicuramente. Sì, certo. Io, ora, pensandoci bene, come potrei fare a ridurre tutto questo traffico che c'è qua? Certamente il problema è questa strada, che è piccola. Però non è che ci sono molti ingorghi, vedo. No, sì, invece sì. Allora, come posso fare? Non posso distruggere, ovviamente. Se andessi a distruggere questa, perderei tutte le miniere, bloccherei il ciclo non so per quanto tempo. Vediamo un po'. I passeggeri continuano ad aumentare. Le barche penso che sono solo a livello di turisti. Ah no, forse no. Potremmo invece collocare, vediamo un po', un porto da una parte e un porto dall'altra. Però mi sa che qua la zona è troppo scoscesa per accettare un porto. Quindi mi sa che non è una buona idea. Cosa abbiamo poi? I treni. E il treno credo che Voi dite che se vado a collocare una stazione, per esempio, da questa parte e un'altra da quest'altra, possono anche... ma non ne penso che convenga, perché... Ecco, una cosa interessante potrebbe essere questa. Potrei studiare un modo di creare una sorta di linea ferroviaria che passi attraverso tutta questa zona, torni di nuovo qui, con varie fermate. No, mi sa che non funziona. Questo lo possiamo fare con il tram, però. Vediamo un po', però mi sa che il tram funziona.
Allora ragazzi, vediamo un po'. Potremmo collocare i tram. Vediamo dove. Possiamo... Ecco. Mi sta venendo una bella idea. Se io andassi a collocare una stazione dei tram, per esempio qui, sacrificando questa abitazione, potrei... O anche qui, per esempio, qui... Potrei far partire i tram da questa zona, farli girare fin qua sotto, procedere ancora qui, ecco, scendere per esempio per di qua, continuare per tutta questa strada. Ecco qua, il problema appunto sono queste strade qui. Queste sono questa e quest'altra.